Siamo in compagnia dell'architetto Calogero Brunetto, presidente della società Storia Patria Agrigentina. Presidente, vedo che ha in mano un libretto, un libro. Di cosa si tratta? Quello che sto sfogliando è il bollettino ufficiale della Società Agrigentina di Storia Patria. È giunto al secondo numero per mio volere durante la mia presidenza, perché i bollettini danno prestigio alla ricerca e alle società costituite in ambito provinciale. Ho fortemente voluto la pubblicazione che raccoglie contributi di storici e contributi inediti su ricerche che riguardano figure, avvenimenti che possono dare impulso a quella che è l'attività storica, l'azione preminente delle società di Storia Patria. All'interno del bollettino c'è un capitolo che riguarda la scoperta dell'ultima canzone, ancora inedita, composta un mese prima della sua scomparsa da Rosa Balistreri. Ce ne può parlare? Certamente. Io presto attenzione a tutto ciò che accade nel mondo della cultura nell'ambito provinciale e sono venuto a conoscenza di questa scoperta, di questa canzone ritrovata in un angolo che aspettava forse di emergere. Tante volte la storia ci restituisce dei tasselli importanti e questo sicuramente lo è stato. Io un po' ho contattato Cesare Noleggio, cantautore, ho chiesto in merito a questa situazione e al che l'ho invitato a scrivere all'interno del bollettino perché rimanesse traccia di quelle che sono, come si sono svolti naturalmente i fatti per poter recuperare questa canzone e sono veramente orgoglioso di averlo ospitato in questo bollettino perché praticamente noi non faremo altro che trasmettere un po' la storia, la nostra storia insomma ai nostri posteri.